diretta, adesso vado anche a registrare questo incontro. Perfetto, dovremmo esserci in diretta. Grazie a Valentina, avvocato Valentina Noce, che è qui con noi oggi in veste di vicepresidente del Teatro Stabile del Veneto in particolare. Però io voglio presentarti anche con tutte le altre casacche, ossia quella di avvocato, innanzitutto del Foro di Rovigo. Sei membro, se non sbaglio, della Commissione Pari Opportunità, sempre del Foro degli Avvocati di Rovigo? Sì, e Assolutamente. adesso anche della appena istituita commissione del comune, commissione pari opportunità del nostro comune, che dopo 8 anni ritorna finalmente pronta per dare la propria collaborazione sul territorio. Grazie dell'ospitalità anzitutto Micaela, grazie veramente. Grazie anche a te perché sei perfettamente sul pezzo con i cantieri delle donne, quindi in realtà noi oggi facciamo una conversazione su quella che è la cultura, l'arte, il teatro, però tu avresti tantissime altre carte da giocare, tra Ci sono virgolette. tanti argomenti che mi sono Sì. molto congeniali proprio per la tutela delle donne e soprattutto per quello che riguarda la discriminazione nel mondo del lavoro, nelle professioni e per il ruolo ancora così stereotipato in cui ci confinano tante volte, vero? Ecco, quindi vabbè, ma magari avremo modo di parlare di questi argomenti in un'altra occasione. Quella di oggi è solo l'inizio. Io invito tutte le donne che ci stanno ascoltando all'interno del Cantiere delle Donne a scrivere delle domande direttamente sul nostro gruppo e io poi le guardo, le porrò anche a te Valentina. Poi ovviamente il tutto andrà poi sul nostro canale YouTube in modo che potranno vederlo anche gli esterni, ma io so che è possibile anche, so che la nostra amica Pamela probabilmente sta cercando di trasportare questa diretta anche all'esterno, vediamo se ci Ciao riusciamo a fare Pamela! anche questo. Esatto, La tutti saluto vicini, anch'io, ringraziamo la nostra Pamela. amica. È stata quella che ci ha presentato. Esattamente. Le Quindi un famose ringraziamento amicizie a lei femminili. anzitutto. Esatto, le famose amicizie femminili che ci sono, che soprattutto tra donne intelligenti, come ci siamo dette, sono Come no? importanti. Le donne sono grandi amiche delle donne, sanno esserlo. Allora, Valentina, tu sei vicepresidente del Teatro Stabile del Veneto e oggi vogliamo parlare di arte e di teatro, soprattutto dopo questo periodo di stasi causa ovviamente coronavirus, perché anche il Teatro Stabile del Veneto si è rimboccato le maniche e ha continuato la sua attività pur con il palcoscenico chiuso, se non sbaglio. Sì, il Teatro Stabile Veneto si è dato molto da fare perché seppur non poteva più ospitare all'interno dei propri bellissimi teatri, e il Teatro Stabile Veneto ne è in gestione 3, che voglio ricordare sono il Goldoni di Venezia, il Verdi di Padova e il Mario del Monaco di Treviso, però si è trasferito nelle case delle persone, quindi la piazza è diventata una piazza virtuale, la socialità in questo periodo di emergenza ci ha visti purtroppo tutti attraverso degli schermi. Però se diceva Oscar Wilde che se si può esistere senza arte, senza di essa non si può vivere. Il teatro è proprio un motore di vita e soddisfa delle esigenze vitali, e in questo periodo di isolamento forzato e anche di molta solitudine che ha comportato, riuscire ad entrare nelle case degli spettatori, riuscire a connettersi, creare delle interconnessioni, di mantenere, noi siamo un teatro pubblico, no? Quindi abbiamo la responsabilità di mantenere vivo il contatto con il nostro pubblico. Il Teatro Stabile è un'associazione i cui soci sono la Regione Veneto, il Comune di Venezia, il Comune di Padova, la provincia di Padova e adesso anche il Comune di Treviso. Quindi noi siamo un teatro pubblico e siamo tra l'altro un soggetto regionale che si occupa di formazione. Noi non solo progettiamo e facciamo produzioni di spettacoli teatrali diffondendo i valori del teatro e del teatro d'arte, della tradizione culturale, ma abbiamo anche una scuola di formazione, un progetto che si chiama Teseo, Teatro Scuola Occupazione, promosso proprio in collaborazione con la Regione Veneto, quindi noi andiamo proprio anche a formare le professionalità, non solo gli artisti ma anche le maestranze che poi un domani avranno lavoro, perché questo genera delle ricadute occupazionali. Quindi avevamo la responsabilità assoluta di continuare sia la formazione degli studenti, dei nostri alunni della Scuola Teatrale d'Eccellenza, che è continuata proprio attraverso i computer, attraverso il web, ma anche di arrivare a un nuovo pubblico che non ci immaginavamo poi sarebbe stato così ampio, perché siamo riusciti a catturare una fetta di pubblico
ulteriore rispetto a quella che già era nostra affezionata ai nostri abbonati. E di qui il grandissimo successo che non ci aspettavamo in modo così vivo e vitale, ma evidentemente proprio perché il teatro è vita, questa è stata la dimostrazione, e noi oggi abbiamo registrato più di 600.000 visualizzazioni della stagione sul sofà, che è la stagione nata apposta per guardare appunto dal sofà quelle che è la magia e il mondo del teatro. Stavo guardando perché mi dicono che forse non siamo più in diretta. Adesso io sto provando a vedere, non so se ci riusciamo in qualche modo a vedere se siamo in diretta. Allora io sto provando intanto e ti chiedo, visto che comunque forse riusciamo anche siamo riusciti anche ad andare all'esterno, forse ci vedono all'esterno, non ci vedono dentro il cantiere, vi chiedo di aiutarci se magari qualcuno ci scrive anche. Noi oggi abbiamo messo anche, io ho messo appunto per pubblicizzare questo nostro incontro, abbiamo parlato di maturità, perché avete fatto anche un maturitorial, si chiama così? Sì, Maturitorial, una serie di un successo strepitoso. Oggi è andata in onda la 7ª puntata. Il titolo è tutto un programma, Come barare. Quindi diciamo che è proprio quella fetta di pubblico di cui ti parlavo, Micaela, quel pubblico Sì. di ragazzi giovani, diciottenni, ragazzi alle prese con la maturità, che hanno trovato sbocco anche tramite il web per aiutarsi e darsi una mano in questo periodo di forzato in cui è mancata la socialità nelle scuole. La scuola sappiamo che è uno dei tasti dolenti di questa emergenza sanitaria, la scuola, la formazione, l'educazione sono ancora in alto mare. Però insomma gli esami di maturità sono alle porte e tramite il web oppure tramite le famose norme, no, sul distanziamento, quindi con il ritorno in aula, si terranno. Questi sono dei piccoli tutorial, sono i nostri due protagonisti, due ragazzi alle prese appunto con questa maturità, e nei loro tutorial, che tra l'altro utilizzano dei linguaggi freschissimi proprio da diciottenni, utilizzano i nuovi linguaggi comunicativi e ci insegnano, e sono divertentissimi, come respirare, come parlare, come presentare lo sfondo, come non farsi prendere dal panico, come riprendersi dopo, come barare, perché ci sta anche un po' quella faccia da tolla, no? Come diciamo qui. Per cui questa è stata una vera carta vincente, una nuova scoperta che ci ha fatto avvicinare ad un pubblico più giovane, e anzi invito chi ci sta seguendo, se ha un figlio o una figlia alle prese con gli esami di maturità, è un ottimo modo per poter anche stemperare la tensione ed aiutare i ragazzi ad affrontare un po', gli esami non finiscono mai, no? Quindi ad affrontare un po' quelle prime vere difficoltà nella vita che poi ci troviamo dietro l'angolo tutti i giorni. Ecco, a questo proposito, il pubblico del teatro, in questo caso il Teatro Stabile del Veneto, l'età media è sempre alta o appunto ci sono tanti giovani che si stanno avvicinando appunto al teatro e comunque a cui piace il teatro con una forma diversa? Noi abbiamo, ti dico la verità, abbiamo registrato un incremento proprio dei giovani grazie alle rassegne e ai laboratori che abbiamo, ma che in realtà questa è stata una maturitoria, uno degli aspetti di novità, ma noi veniamo da un mondo di laboratori che abbiamo semplicemente portato sul web, ma che già praticavamo con grande successo, per cui il mondo dei giovani per noi è il mondo è la normalità. La nostra scuola, abbiamo la propedeutica, la scuola teatrale d'eccellenza, la nostra vocazione è rivolta ai giovani, è rivolta a coltivare i giovani, e adesso ci siamo rivolti ad un pubblico più vasto, soprattutto un pubblico familiare, con ad esempio con gli spettacoli Famiglie Connesse, per citarne un altro, a cui hanno partecipato diverse compagnie come lo Stivalaccio, Matricola Zero, Te Ama, Susi Danesin. Ecco, abbiamo mandato in onda 30 video spettacoli che hanno avuto veramente un grandissimo successo e che si chiamano appunto Famiglie Connesse, che hanno un taglio valoriale proprio dedicato alla famiglia. Ma poi abbiamo tanti altri laboratori. Un altro bellissimo è Universerie, è uno dei laboratori del Teatro Stabile realizzato in collaborazione con i ragazzi studenti universitari dell'Università di Padova.
un successo enorme anche questo. Sono ragazzi che raccontano la loro vita all'università e si sono trovati a raccontarla adesso chiusi nelle mura di casa. Quindi è veramente un'offerta che ha a cuore i giovani e si rivolge ai giovani, ma che è fatta poi dai giovani, sono i nostri protagonisti. Il teatro è fatto soprattutto da loro e, per dire, le compagnie come ad esempio Matricola Zero sono quelle che poi vengono fuori dalla nostra formazione, quindi ritorno al discorso dell'occupazione lavorativa. I nostri ragazzi poi trovano modo di poter andare avanti e di fare proprio della loro passione la Il loro professione. lavoro. Esatto, il loro Possiamo lavoro. rassicurarli soprattutto in questo momento in cui ovviamente loro erano quelle forse messi peggio, tra La virgolette. responsabilità del teatro stabile non è stata solo quella appunto di dissetare questa necessità vitale di socialità, di restare in contatto, di andare a teatro, ma anche quella di impegnare ed ingaggiare le compagnie. Gli artisti sappiamo che hanno avuto delle enormi difficoltà, sono tuttora in uno stato di grandissima sofferenza. Il Teatro Stabile ha cercato di tutelare, ha fatto dei contratti ad hoc per la stagione sul sofà e noi abbiamo dovuto interrompere la stagione stellare come tutti gli altri teatri hanno interrotto le proprie stagioni. Noi avevamo una stagione veramente stellare perché stava andando benissimo. Ci siamo reinventati la stagione sul sofà, abbiamo creato dei nuovi contratti di lavoro, abbiamo dato lavoro quindi a delle compagnie che già erano con noi, a degli attori di punta, faccio solo due nomi per dire Pennacchi e la Mannino, quindi abbiamo creato, abbiamo dato vita a delle nuove serie, dopo magari ne parliamo, Sì, a dei nuovi spettacoli e abbiamo previsto insomma delle sfaccettature e delle declinazioni nuove che ci fanno pensare questo è il teatro del futuro. e appunto il teatro del futuro, a proposito. Allora adesso la stagione ormai, diciamo, si sta chiudendo sul sofà, però si potrà riaprire in teatro? Beh, i teatri non chiudono mai, i teatri No, sono in stato. fisicamente in teatro, ecco, diciamo così, dai, Allora, specifichiamolo. questo no, ci tengo a dirlo come messaggio perché sembra che il teatro sia solo quello che avviene all'interno, no, dei luoghi tradizionali del Assolutamente. teatro. Il teatro nasce per strada, il teatro nasce nelle piazze e il teatro è vita ovunque. Certo che se ti dico ho voglia di tornare nel mio teatro, di sentire proprio quel profumo, quell'odore, il vociferare delle persone prima dell'inizio dello spettacolo, il sipario che si alza, sono emozioni stupende. Riapriremo, vedremo le condizioni perché naturalmente i decreti ci hanno messo nelle condizioni di dover adeguare il distanziamento sociale e sicuramente non potremo riprendere se le condizioni sono quelle che ci propongono adesso, lo dico chiaramente, perché il limite dei 200 posti a teatro non è sostenibile anche economicamente, dobbiamo dirla questa cosa. Stiamo Sì. pensando per la stagione autunnale prossima, quindi o a delle soluzioni più ampie di contenimento che possono coinvolgere la Regione Veneto, cioè che possono coinvolgere più amministrazioni comunali. Noi siamo a disposizione, ci siamo, il Teatro Stabile c'è per poter fare la propria parte, per mettere in movimento tutta la struttura del teatro e magari realizzare nei teatri veri e propri, nei nostri teatri di tradizione, degli spettacoli minori che ci consentano comunque di starci dentro con i costi. Andare a teatro è bellissimo, il mio presidente Beltotto direbbe che ha una sua liturgia laica andare a teatro e mi piace l'espressione perché effettivamente è così. Però non dobbiamo sostanzialmente pensare che sia solo dentro il teatro, perché noi ragioniamo adesso in termini di economia di guerra. Ce lo siamo detti più volte, no? Se lo siamo sentiti dire più volte durante questo periodo di emergenza e ci Sì. dobbiamo adattare. Adesso però è il momento di portarci nelle piazze all'aperto, di inaugurare una stagione estiva meravigliosa che parte il 15 di giugno, quindi sarà una grande festa. Noi porteremo nelle piazze di Treviso, di Venezia e di Padova 3 spettacoli in contemporanea
tra spettacoli di apertura in cui in collaborazione con le amministrazioni comunali, in cui i comuni sono i protagonisti e ci mettono a disposizione lo spazio, ovviamente sempre con le cautele dovute all'emergenza attuale, perché si potrà entrare solo tramite prenotazione. E a proposito voglio ricordare che da lunedì 8 sarà possibile prenotare appunto il proprio posto, perché sarà fino ad esaurimento naturalmente, e gli spettacoli sono gratuiti. Però almeno così sarà un'occasione per iniziare a fare festa e per portare un'estate di nuovo a teatro, il teatro nelle città, perché il teatro è di tutti, appunto noi siamo teatro pubblico, facciamo questo servizio e siamo a disposizione di tutte le amministrazioni comunali che chiederanno la nostra presenza, la nostra partecipazione. Tra l'altro voglio dire, è uscita proprio un anno fa la legge regionale sulla cultura. La legge regionale sulla cultura ha proprio tra le sue finalità l'istituzione di queste aggregazioni dei soggetti protagonisti del mondo della cultura, anche occasionalmente, quindi si tratta di creare delle sinergie vere e proprie per poter diffondere i valori della cultura, i valori del territorio e per portare una diffusione su tutto il territorio regionale, magari anche proprio nelle piccole località dove non è sempre facile arrivare, un'offerta importante, un'offerta preziosa, penso. E questo anche grazie alla collaborazione con Arteden, con altri soggetti che tutti in questo momento si sono ritrovati a fare il punto della situazione, mettendosi a disposizione per collaborare insieme. Credo che queste sinergie siano la prova bellissima che il teatro è unione, è inclusività e non esclusività. Tra l'altro permettimi di dire che un'altra iniziativa di successo bellissima è stata il portare il Nord-Est in tournée. Cosa significa? Abbiamo unito il Teatro Stabile del Veneto al Teatro Stabile di Bolzano, al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e anche al Teatro Sloveno, perché è entrato anche lui con degli spettacoli. Abbiamo fatto andare in onda ogni weekend gli spettacoli dei nostri teatri. Questo è l'ultimo weekend e riproponiamo proprio da stasera le repliche di quelli che sono stati i successi più grandi di quelli che sono andati in onda. Quindi stasera andiamo in onda con Il tempo di Chet Baker, in cui è tra l'altro presente anche Paolo Fresu, il famoso jazzista che ben conosciamo. L'ho visto proprio al Teatro Verdi di Padova. E quindi abbiamo questo ultimo weekend, il primo spettacolo va in onda stasera, sempre sui canali social del Teatro Stabile, trovate tutti i collegamenti alle ore 20. Insomma, direi che anche questa sinergia bellissima ha portato dei successi e noi ne cogliamo i frutti e ne faremo tesoro per l'avvenire. Valentina, abbiamo detto quali sono gli spettacoli che portate in giro per appunto queste 3 città nelle piazze? Allora, aspetta che li prendo perché sono tutti qui, ho i miei fogli con i nomi vari. Allora, chiudiamo le stagioni e inauguriamo la festa. Abbiamo a Treviso l'abbraccio di Red Canzian, quindi il concerto di Red, che è molto ho visto anche su Facebook, ho visto un po' di cose, quindi poi gioca in casa Red Canzian. Gioca in casa, sì, gioca in casa, un caro amico del teatro, stabile, gli siamo tutti affezionati. Poi abbiamo l'orchestra di Padova del Veneto e Fabio Sartor a Palazzo Moroni a Padova, quindi un altro spettacolo sempre che unisce la musica. E invece a Venezia abbiamo Carlo e Giorgio, un duo comico che è di casa, e quindi in questo in Campo San Polo. Quindi abbiamo Piazza dei Signori, Palazzo Moroni e Campo San Polo, sono 3 luoghi significativi ma che permettono anche di rispettare quel distanziamento che è necessario in questo momento storico. Quindi abbiamo questi 3 spettacoli, vi invito nuovamente a prenotare il vostro biglietto da lunedì, sarà possibile. Ecco, a proposito di biglietti, ci sono anche tutti quelli che magari avevano fatto l'abbonamento della stagione che è ancora in corso. Come funziona e come vi state organizzando in questo senso? Ecco, anche qui abbiamo naturalmente
la possibilità di fare dei voucher per rimborsare i biglietti per la stagione perduta, perché insomma l'obiettivo era non perdere tutto e perciò siamo andati in onda, però naturalmente quelli che sono gli abbonamenti noi li rimborseremo ai nostri abbonati. Però diciamo che se i nostri abbonati sono così cari, affettuosi nei confronti del teatro, che vogliono sostenere il teatro, noi li invitiamo e molti lo stanno già facendo e li ringrazio, approfitto anche della tua pagina per ringraziare pubblicamente chi anche ci ha scritto che rinuncia e diventa un amico sostenitore in questo modo del teatro stabile, per poter dar modo anche al teatro di ripartire, a tutte quelle maestranze, a tutte quelle compagnie che stanno soffrendo così tanto e insomma è uno dei settori che è stato più duramente colpito sicuramente è il mondo delle arti, il mondo delle arti dico in generale, perché non è solo il teatro, parliamo della danza, parliamo della musica, parliamo di tutte le arti performative. Chi ha fatto di queste la loro professione si è ritrovato improvvisamente senza tutele e questo penso che sia uno degli aspetti che più ci deve far riflettere sul domani. Questo perché se è vero che adesso il decreto rilancio ha in qualche modo, sì, Previsto qualcosa. ha previsto qualcosa, ma diciamo che si è a lungo dimenticato però di tutto il comparto culturale. È vero che il Covid ha gettato in grandissima sofferenza proprio tutti gli operatori, che non sono solo gli artisti, ma ci sono anche tutte le persone dietro le quinte, coloro che non si vedono, ma che svolgono un ruolo fondamentale e soprattutto c'è una categoria che viene detta dei lavoratori a chiamata. Sono i lavoratori intermittenti, mi riferisco ai fonici, agli elettricisti, ai sarti, agli assistenti di regia, sono tutte figure che purtroppo non trovano tutela. E io penso che se dobbiamo guardare al futuro dopo il Covid, il mondo dello spettacolo deve ripensare tutto un po' il sistema e ripensare al sistema, dare una nuova struttura significa soprattutto intervenire sia a livello legislativo, a livello dei contratti nazionali. Ecco, ad esempio, si può guardare all'esempio di altri paesi come la Francia. La Francia è molto avanti sotto questo aspetto. Non per niente in Francia si tengono degli eventi culturali di primario rilievo, non da ultimo il Festival d'Avignone che a luglio si tiene ogni anno. L'anno scorso siamo stati protagonisti anche noi come Teatro Stabile Veneto insieme alla compagnia dello Stivalaccio, una manifestazione bellissima che dura un mese, che vede protagoniste più di 1000 compagnie teatrali, artisti, meravigliosa. Ecco perché cito la Francia, perché la Francia ha una storia, e questo lo dico anche proprio per il mio background di avvocato, che ha prestato delle tutele importanti ai lavoratori, cioè ha proprio riconosciuto la categoria del lavoro intermittenza. E questo soprattutto nel mondo dello spettacolo. Ecco, guardare al domani in Italia significa prestare delle tutele anche ai lavoratori che non possono godere adesso di quel minimo che invece dovrebbe essere garantito, perché il comparto culturale appunto non comprende solo i grandi nomi, ma anche i piccoli nomi, i nomi locali, ma che sono quelli che poi, quelle associazioni che compongono e che animano proprio il tessuto della provincia, il tessuto sociale della provincia. E quindi è necessario più che mai, secondo me, ripensare alla luce di quello che fanno anche altri paesi che hanno delle esperienze più mature in tema di organizzazione del lavoro anche nel mondo dello spettacolo per dare quelle tutele di cui oggi noi siamo carenti in Italia. Questo è assolutamente importantissimo. E tu prima hai citato, a proposito di nomi, tra l'altro locali, Andrea Pennacchi. Sì, Andrea. Esatto, perché insomma lo vediamo anche in TV ormai, ecco, con il suo personaggio, ecco. Beh, sì, un affetto smodato per Andrea perché insomma è uno dei nostri attori, almeno io ho veramente una passione per lui e ci sta regalando delle cose bellissime. Una di queste è Omero non piange mai,
E in realtà sono 2 gli episodi, il secondo deve ancora andare in onda, però è una rilettura, diciamo così, di Omero. È possibile rileggere e reinterpretare l'Iliade e l'Odissea? È possibile, sì, soprattutto attraverso le parole, i pensieri, le suggestioni, le riflessioni di Andrea Pennacchi. E quello è, devo dirlo, che ha avuto un successo enorme, che è quello che ci ha fatto superare le 600.000 visualizzazioni. Immagino, perché lui ormai è diventato veramente un personaggio. Sì, sì. Poi diciamo, lui insieme a un'altra penna bellissima che te la dico è Matteo Righetto. Tra l'altro avrai sentito, lo spettacolo Da qui alla luna è stato quello con cui abbiamo aperto la stagione al Verdi a Padova, scritta da Matteo Righetto e interpretata da Andrea Pennacchi proprio sulla tempesta Vaia. E abbiamo di nuovo il piacere di averli sulla nostra stagione sul sofà, appunto con Omero, Andrea, e con una serie divertentissima che, no scusa se rido perché solo a pensarci mi viene da ridere, quindi questo attesta la genuinità di quello che dico, che è Iuri Libero. Iuri Libero è una serie web proprio ideata e pensata per questo momento, in cui Yuri è un eterno positivo, cioè non si negativizza, è un povero asintomatico da Covid costretto a stare a casa perché non riesce a negativizzarsi, ed è un irriducibile comunista. Ha dietro la sua scrivania che si vede un bel libro di Marx. Insomma, si gioca un po' tutto sugli equivoci, perché la prigionia sanitaria diventa per lui in realtà una prigionia politica, e ha questo collegamento con questo volontario dell'ASL che lo deve monitorare, è un appuntamento settimanale, e naturalmente questo ragazzo giovane volontario non è nemmeno veneto, quindi si creano queste bellissime discussioni che ci fanno veramente sorridere, ed è veramente particolare perché raffigura anche un po' la metafora, come ci ha spiegato Matteo, dell'artista che è costretto a stare a casa, a non saper quando ritornare alla vita, riprendere il proprio lavoro. È veramente molto molto divertente. Ieri ho visto la terza puntata, è andata in onda la terza puntata. È una di quelle serie che nascono in queste condizioni incredibili in cui ci siamo ritrovati a vivere, che non avremmo mai pensato, perché chi avrebbe mai immaginato, ma che sono l'attestazione del fermento creativo, di quale motore di vita sia poi il ripensarsi e pensare anche al teatro del futuro. Un'altra è La figlia di Shylock, un'altra novità particolare. La figlia di Shylock è un altro spettacolo che tra l'altro forse più di tutti rappresenta quello che può essere definito teatro del futuro, perché anche le scenografie sono virtuali ma realizzate in tempo reale. È interpretato da da Margherita Mannino, scusami, e da è pensato sul Mercante di Venezia di Shakespeare. Ed è stato realizzato praticamente in tutti i luoghi diversi, regista a casa sua, l'attrice in casa sua, ognuno era al proprio posto, a distanza, e direi che anche questa idea ha generato veramente ci ha permesso di esplorare dei mondi che ancora non erano stati percorsi, e sta anche qui, no, l'innovazione degli artisti e di farci vivere insieme a loro le loro creazioni in tempo reale. Stavo guardando nel frattempo, perché noi donne siamo multitasking, e quindi stavo guardando se stava andando la diretta e qualcosa del genere, ovviamente. Sempre per i ragazzi c'è qualcosa già in prospettiva? Ma ti ho parlato adesso sostanzialmente di tutte le cose che sono state realizzate insieme ai ragazzi che hanno permesso i laboratori ti ho parlato di Universierie, ti ho parlato degli spettacoli di famiglie connesse, ma ci sono anche altre cose che siamo riusciti a mettere in cantiere, che sono ad esempio gli aperitivi letterari e la lettura dell'amore ai tempi del colera. E abbiamo avuto anche il Poetry Deathmatch,
E poi abbiamo avuto un'altra cosa legata alla poesia, che è il Poetry Slam. Tra l'altro ieri sera è andata proprio in onda l'ultima, diciamo, lo scontro finale, perché è una vera e propria battaglia, è stata un po' come, sai, quando i rapper si sfidano a colpi di rima, ecco, così si è giocata sulla poesia. Ieri sera c'è stato il vincitore ed è un vero e proprio torneo di poesia performativa. Quindi i giovani sì, sono veramente stati protagonisti, ci hanno portato le loro, proprio le loro riflessioni, le loro passioni. Un'altra è, ad esempio, di grande successo è stata L'ora d'aria di Mattia Berto. E L'ora d'aria è un altro laboratorio di teatro, di cittadinanza però, quindi laboratorio di cittadinanza online. Si è anche questo concluso con la partecipazione di Ottavia Piccolo l'altra settimana, e proprio tra l'altro parlando del futuro del teatro, di che cosa ci aspetta, come si ripartirà, cosa collegherà noi amanti, frequentatori del teatro e gli artisti che ci piace andare a vedere, che A ci vedere. piace. Esatto, far proprio entrare, anzi sono loro che ci invitano nel loro mondo, ma è una cosa reciproca, è una corrispondenza reciproca. D'amorosi sensi, come si suol dire. Esatto, esatto, proprio di amorosi sensi. Tra l'altro un'altra community che è andata sempre in onda per la stagione sul sofà è Oltre la scena. E in questo caso c'era il pubblico sempre come protagonista. Era una diretta social condotta da Elena Filini che intervistando registi, attori, artisti, protagonisti vari della scena, del mondo dello spettacolo, li ha portati proprio nel dietro le quinte, quando il sipario si cala, ma anche ha portato delle riflessioni molto importanti su quella che è ripensare il teatro del dopo. Torniamo sempre al discorso del teatro del futuro. Direi che quindi il coinvolgimento giovane, il coinvolgimento di un pubblico a 360 gradi c'è stato. Finché parlavi mi è venuta questa domanda. Tu come è nata la tua passione e amore per il teatro? Fin da piccola c'è stato Sì, questo innamoramento? Cosa è facendolo! stato? Ah, ecco, vedi? Sì, cominciando da bambina con gli spettacoli a scuola, facendo parte poi al liceo di un laboratorio teatrale, coltivando una passione di famiglia, perché è importantissimo secondo me anche l'impronta familiare. Quindi Sì. ho la fortuna di venire da una famiglia molto appassionata di teatro, che quindi mi ha sempre portata ed è entrato naturalmente nella mia vita. E un po' per DNA, perché ho anche origini napoletane, quindi probabilmente il melodramma ce l'ho. Ce l'ho nelle vene, un po' per passione vissuta. Io tra l'altro sono di Rovigo e qui a Rovigo c'è un magnifico teatro di tradizione lirica e quindi non posso che essere un'appassionata di opera e una sostenitrice, un'abbonata. E poi è iniziata la mia avventura con il Teatro Stabile del Veneto, quindi da un lato di gestione, di amministrazione, ed è un'esperienza, devo dire, formativa molto importante, molto arricchente. E poi puoi dare quel tocco femminile che magari può Ma servire. sai che siamo un CDA tutto femminile? Ah, questa è una buonissima Anche il notizia. A presidente, parte il presidente, a cui non risparmiamo beato tra le nulla donne. e a cui appunto non risparmiamo nulla, ma sicuramente è beato tra di noi. Siamo un CDA femminile e sicuramente diamo la nostra impronta, diamo il nostro contributo. E devo anche dire che il presidente è un uomo veramente straordinario, devo dirlo, lungimirante e ha saputo veramente portare e anche traghettare in questo periodo di emergenza e di difficoltà il teatro verso se non altro verso un approdo sereno per quello che riguarda le tutele, le stabilità e il vero e proprio significato dell'essere teatro. E però abbiamo anche un direttore, Massimo Ongaro, che è veramente, veramente bravissimo e non posso che ringraziare poi tutte le professionalità che compongono la famiglia del Teatro Stabile, perché hanno fatto e fanno tutti i giorni un lavoro eccezionale.
strabiliante. Se non fosse per loro non ci sarebbe il teatro, non saremmo arrivati nelle case, si sono dati da fare e non si sono risparmiati in nulla, devo dire anche in orari, sì, Inconsueti, diciamo così. che noi donne conosciamo bene perché noi non abbiamo orari. Devo dire che Esatto. c'è stata una disponibilità massima da parte di tutti, li devo ringraziare, a loro va il plauso veramente mio di cuore, ma penso di tutto il CDA, perché sono veramente la nostra forza. E tempo fa in uno dei vari Zoom che abbiamo fatto si parlava anche appunto di mettere in scena proprio a teatro tematiche femminili, empowerment femminile, la discriminazione. Io non lo so se ci sia, cioè sicuramente ci sono già anche degli spettacoli dedicati a questo, non lo so se ci sia in previsione o se magari ci si può pensare. Sì, abbiamo già avuto qualcosa, ma c'è senz'altro qualcosa di ulteriore. Non ti voglio anticipare perché è in cantiere. Esatto, a proposito. Questa parola ci piace Sì, molto. Però c'è. Abbiamo delle donne molto brave anche alla regia. vedi? Siamo Eh, multitasking nel vero senso della parola. Io ti chiedo un'altra cosa e poi ti lascio. che ha, insomma, ci sono, anche perché tante cose non sono andate in scena, ma le E beh, faremo certo. tornare, le riproporremo, per cui insomma direi che abbiamo tante cose ancora da scoprire, da mostrare, legato anche a noi donne e alla nostra femminilità, che è la nostra forza, perché la nostra ricchezza sta nella diversità, nel modo diverso in cui riusciamo a vedere e a dare un'impronta alle cose. Anzi, direi che ci deve essere riconosciuta proprio la nostra forza nella nostra diversità, perché lo sviluppo del paese nasce proprio da quello che sappiamo portare noi. Quindi permettimi questa chiusa No, un anzi, po'. era proprio quello che ti volevo chiedere, nel senso che sì, effettivamente magari ai posti di comando non ci siamo noi, stiamo cercando anche attraverso il cantiere di trovare degli spazi, perché abbiamo visto che ci sono tantissime professioniste in grado di fare i lavori più disparati. Non so che cosa manca, lo chiedo anche a te forse, che cosa manca? Manca qualcosa da parte nostra, manca qualcosa nella cultura di questo paese secondo Manca te? che c'è un gap, noi ci fermiamo adesso, non è per fare un discorso storico, però è così, cioè anche le nostre capacità di metterci nel mondo del lavoro hanno avuto un riconoscimento da pochi anni. Diciamo, il nostro ingresso nel mondo delle amministrazioni, non parliamo del mondo della magistratura, della prefettura, insomma è dagli anni 60 che noi siamo su piazza lavorativa, diciamo così, Certo. e conseguentemente anche tutte le nostre tutele. Ma per dirne un'altra, nel mondo dello sport, le donne non erano mica riconosciute professioniste, cioè solo di recente, cioè erano tutte a livello amatoriale, e parliamo di tutele come la maternità, il TFR, la pensione, parliamo di cose che a noi sembrano scontate ma che sono state frutto di conquiste, e in un settore come quello sportivo, voglio dire, con l'indotto che genera a livello economico, riuscire solamente di recente a raggiungere certi traguardi, direi che ci deve porre in serio allarme, ma per tutto il resto. Per cui io dico che dobbiamo ancora lavorare molto, e questo gap si sente soprattutto nei ruoli apicali, perché se è vero che arriviamo fino a un certo punto, poi è difficile superare quel A un gradino, certo punto. molto difficile, perché le donne si fanno carico di tante cose che sottraggono tempo. Mi riferisco alla famiglia, è inutile che ci nascondiamo, perché tantissime occupazioni coinvolgono la donna in prima persona, e dall'assistenza alla cura dai bambini agli anziani, e questo porta poi a non avere quella, non dico quel mordente, ma quella capacità, disponibilità di tempo per arrivare oltre determinati ruoli, che sì, sono maschili, sono prerogative prevalentemente maschili, ma penso che ne abbiamo avuto anche prova, no, di recente nelle task force governative, in quello che si è verificato, e penso che
ecco, più che campanello d'allarme, si è ormai arrivato il momento di dire adesso basta però, perché di donne professioniste, luminari, estremamente preparate e capaci ci sono ormai a tutti i livelli. E a questo punto si tratta solo di dire, beh, signori, Ci adesso siamo. fate un passo indietro voi, perché dovete anche riconoscere a un certo punto con un minimo di modestia che non siete gli unici, anzi direi proprio che per il discorso che facevamo della ricchezza e della diversità, se fate spazio anche alle vostre colleghe, ne avrete solo beneficio, l'intera umanità ne avrà solo beneficio. Assolutamente, mi sembra che sia la cosa migliore per chiudere anche la nostra conversazione. Valentina, allora noi ti invitiamo intanto a proporci tutto quello che verrà realizzato, sia quest'estate che poi del Teatro Stabile del Veneto, assolutamente puoi Ah utilizzare sì, senz'altro. il gruppo, ma non solo, ognuna di noi. E poi ti inviteremo appunto a parlare di questi argomenti cari a te, ma a tutte noi, assolutamente in un'altra occasione. Ma io sono veramente onorata, felice e hai messo in piedi una pagina insieme a delle amiche veramente, veramente brave, una pagina di grande interesse, di grande stimolo di attualità, il cantiere delle donne e insomma veramente contenta di farne parte, di poter contribuire insomma mattoncino su mattoncino, no? Esatto. Ad arrivare a quel soffitto di cristallo da infrangere. Assolutamente, noi ti chiederemo aiuto sicuramente perché ognuno di noi può dare qualcosa come hai detto tu stessa. Intanto in bocca al lupo e buon fine settimana. Viva il lupo, grazie Michaela, buon fine settimana a te e a tutte le amiche del cantiere. Ciao, Grazie mille, ciao! ciao.